vince la coppia numero... What's up, coppie e Bartalers? Oggi che è pure il mio compleanno, quindi se lasciate un like e un commento scritto tanti auguri vi voglio bene e siete pure delle belle persone, ho deciso di fare un vlog a caso, ovvero parteciperò al Criterium d'altri tempi, una sorta di gara ciclistica a coppie che si svolge nella cittadina più bella del mondo, Bassano del Grappa, casa mia, e che consiste di fare 3 giri del centro storico cercando di ottenere lo stesso tempo del tuo compagno, o almeno il più vicino possibile. Le biciclette che si possono utilizzare devono essere per forza state costruite prima del 1987 e quindi Villier mi ha prestato questa meravigliosa bici ramata tutta in acciaio. Guardate che robetta, fioi! È o non è una meraviglia? Che devo ovviamente cercare di non distruggere perché altrimenti mi licenziano in tronco. Ciao Villier! Ma non solo, le coppie possono anche essere vestite a tema. Ho bisogno di una trasformazione e quindi da Roby Bragotto trasformiamoci in Robert Barzotto e prepariamoci al delirio. Ma prima di tutto devo presentarvi la mia compagna d'avventura, ovvero la mia amica Francesca, nonché anche mia manager più o meno. L'obiettivo del giorno, visto che è impossibile arrivare primi, per noi è arrivare ultimi. Come sei che te hai detto? Assolutamente sì. Quindi io farò i 3 giri previsti a stecca, mentre la mia amica Checca molto lentamente. Ma rechiamoci al punto di ritrovo, la birreria ai Buei, con la birra dei Buei. Non a caso è la mia compagna. Oh, che sia chiaro che è un evento goliardico, Col cazzo, noi dobbiamo arrivare ultimi. Giro di ricognizione adesso. Vabbè, che bordeo. Ciao ragazzi! Dai, che cazzo! Un colpo, Ciano! È il motore! Ma sembra che stiamo partendo per la guerra. Questo è un vestito! Fresco! Ma che bello! In pratica si toccano i punti più belli della città. Va che meraviglia! E adesso c'è lo strappo della vita. Una delle salite più dure. Butta giù il cambio, su in piedi Roby, già la ricognizione. A fine salita si passa per una delle 2 piazze, dove stranamente è pieno di bar. Davanti al Dershoot! Ciao Moira. No, vabbè, c'è pure il cartellone per la mia compagna d'avventura. Qui curva secca a destra e si passa davanti al room da Gino. Guarda, Gino, sto stufo. Tutti vogliono la checca. Ho come l'impressione che arrivare ultimi sarà più duro del previsto. Qui c'è il pezzo in discesa dove darò il meglio di me, se i freni tengono. Senti? E qui in pratica si ripassa davanti al ponte, prima dell'ennesimo strappetto. Checco! Devo cambiare, Checco! Durissima se non riesco a cambiare. Non sarà semplice. Ufficialmente partita. Allora, per attuare il mio piano, devo superarli tutti. Arrivare primo sarà difficilissimo. Ne ho già troppi davanti. Fra poco c'è la salita. Dai, Roby! Dai. Come faccio a passarli tutti? Come faccio? È impossibile, devo partire un po' davanti. Sono già finito. Oira! Dai che forse sono terzo. Forse sono primo. Ciao Ricky. Sono primo. Sono finito. Ma ho superato tutti i ragazzi. Ce la faccio più. Giù il ginocchio la bezzecchi qua. Butta giù tutto. Dai Roby. Non ci credo, sono primo forse. Merda! No, che cazzo! No, vai figa! No! Perso malamente. No, ho avuto problemi al cambio. Sono tipo quarto. Vai Mona. Dov'è la checca? Ecco il 43A, pronto a partire, il 43B, pronto a partire! Faccio anche tanto di intervista. Se non avessi avuto i problemi al cambio, il mio l'ho fatto, fioi. Ora vediamo quando arriva la checca. Ho altri 2 giri per migliorare il tempo. Mi sono dimenticato di accendere Strava, lo accendo da adesso. Ok, arriva la checca e parte il mio secondo giro. Cannone! Non credo di riuscire a fare meglio del primo, ma ci proviamo. Ho dato tutto per superarli tutti al primo giro, ma ora sto di morire. Dovevo conservare l'energia, ma sapete che non ce la faccio. Ancora, vai. Dai Roby, dai. No, non vado più come prima. Arrivo, dopo arrivo. Occhio! Dove metto, amore? Oh, ci dove metto, amore? Dai! No, il microfono, oddio! Lo sapevo che mi eravava. Prendo questo secondo giro come di recupero. E invece non ce la faccio. Giù sui manubri qua. Ricordati che anche i freni sono del 1980. Vai gasato, Roby. Pian. Bravo. Rallenta, respira. Adesso cambio prima, Checco. Bravo! No, ma di... Niente.
Ma che oh! Ho un problema al cambio su quello strappetto che mi fa morire. Sì. E adesso passo il testimone alla Francesca. Stavo aspettando Roby che faccia il suo giro. Questo era il testimone, non dovevi darmelo vuoto. Parto? Vai Keka! Guarda qua il meccanico Villiers. Buona birra, Roby. Adesso arrivo. Cari giudici, come sono messo? Tu ci metti tipo 7-8 minuti, la checca se ne impiega 25. Perfetto. Togliamo bene lo stesso. Allora mi manca il terzo giro. Chissà cosa starà facendo la Checca. E niente, Roby, volevo dirti che sto facendo il giro. Ah, ecco. Eccola la Checca. Parto. Ah, dov'è? È qui, al terzo giro. Il momento di dare tutto. Ponte più bello del mondo in notturna. E via per l'ultimo strappetto. Butto sul cambio. Dai Roby, sui piedi. Dai gasato. Dai tutto adesso. Dai che andiamo. Madonna, cosa gliene dai? Se non arrivi ultimo sto giro, non arrivi ultimo più. Velocissimo, Vero? Voglio la maglia nera. Vai Roby! Ciao ragazzi. Moira! Ultimo passaggio a room. Devo riuscire a uscirne indenne. Bellissimo. Bellissimo. Che meraviglia, è troppo divertente. Poi nella propria città non apprezzo. Anche i miei polmoni non capifià. Oddio. Ale. Che belli. Giù sui manubri, Roby. Vai, ovetto qua. Frena. Senti. Bella questa, come l'hai fatta? Giù il ginocchio qua a sinistra. Supera in interna. Bravo. No, il cambio leggero. Dai. Ultimo strappetto. Checco. Non posso. Vai. Non è neanche caduto il cambio per una volta. Miracolo. Ho parlato. Niente, è quello di ogni volta qua. Arrivo. È impossibile non avere problemi al cambio in quello strappetto. Ma ora che ho finito il terzo giro, scatta la brago zontata. Passo il testimone alla mia amica Francesca e ci pensiamo noi. Eccomi Checca! Ciao belli. Checca, ti manca il tuo terzo e ultimo giro. Per arrivare ai ultimi devi riuscire a farlo in una quarantina di minuti. Ce la posso fare con un paio di birrette? Cioè io ce ne ho messi 6. Ecco la Checca che affronta lo strappo di Via Portici Lunghi. Guarda come spinge. Dai Checca. Oddio, sono fermo. Dai che ce la fai. Mica. Fatta questa? Siamo quasi arrivati. Ma ora preparatevi al Dutch Corner targato Francesca Zonta. Guarda che rovetta. Ma guarda i tifosi! Non abbiamo finito, però questa è meritata. Una foto alla Checca col cartello ci vuole. Bellissimo. Vi ricordo che entrando al Dersut Café dicendo Moira sei bellissima avete un codice sconto. Checca, quanto tempo abbiamo per arrivare ai ultimi? Abbiamo ancora mezz'ora di tempo. Tappa al prossimo bar. E non poteva che essere il room di Gino Brunello. Se Meghela va. Ha capito, Meghela. Saluti. Auguri, Roby. Ricordati Checca che dobbiamo arrivare al traguardo. Ecco l'organizzatore. Abbiamo anche strane presenze. Infatti c'è anche Darth Vader. Acquavite. Andiamo. Guarda la Francesca in piega. Guarda che classe. Ed ecco la Checca nell'ultimo strappo. Ho le gambe dure come il marmo. Dai che ce la fa. Non mollare Checca, non mollare. Pausa qua. Come fai pausa? Ma come pausa? Ma no, pausa! È motivata. Ci sono adesso per il campanino di prima. Ed è così che finisce la nostra avventura. In teoria dentro al tempo limite, ma vediamo l'arrivo della Francesca. Eccoci! Eccola! Giusto in tempo! Eccola! Sì! Uno e Checca, fatti abbracciare dentro al tempo limite! Siamo arrivati perfetti, sono via anche i giudici. Finito tutto, ma ora è giunto il nostro momento. 3 birre, con tanto di millini di una volta. Non te che ancora fate comunque. E non me li farai? Lo so, lo sapevo. Teletubbies 1, Teletubbies 2. Chiocca! Salute. Che sei più birre che persone. Ok, siamo alle premiazioni. Sono molto agitata. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Qui con me ci sono i primi classificati dell'anno scorso. Che distacco avevate? 2 secondi ragazzi. E c'è invece chi tenta di arrivare all'ultimo posto. Sì! Attenzione, ultimi classificati, 1 ora e 23 minuti. Vince la coppia numero 43. Siamo noi! Grandi! Sì! Credo sia record. Al mio compleanno, ve l'avevo detto. Non respiro più. Grazie. Premio maglia nera. Grazie. Non è un bello spettacolo. Abbiamo vinto la maglia nera. Cos'è del caffè? Lo vendiamo questo, Moira? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, Bubba. E io 18 minuti, lei 1 ora e 40. Così si corre.
abbiamo vinto! Che soddisfazione enorme! Missione compiuta! Ora vado a festeggiare, Ce li meritiamo, Checca! Ok, la Checca mi ha regalato questo. Vado, Sto per dar fuoco a una miccia di un cane a cui la miccia esce dal culo. Ho un po' paura. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Ma non è vero. Ma sei scema! Non ci crederete mai, ma il cane ha cagato. Oh, miglior regalo 2023. Cazzo ridi? È perfetto. Ma che poi alla fine Vincere la maglia nera è stato meraviglioso, ma passare un compleanno simile è stato il regalo più bello. Iscriviti! Oh! Quasi quasi ne faccio esplodere un altro. Qua dentro. Vicini, preparatevi!